per rileggere la nostra storia, per dare valore al nostro percorso e progettare il futuro, vale la pena di trovare il posto giusto. Il luogo giusto per celebrare, ma anche per riflettere, per pensare, per cercare un confronto e sentirsi a casa. E qualche volta anche di staccarsi dalle granitiche certezze per far posto al dubbio, alla proposta, alla provocazione che destabilizza, che tocca le corde segrete dell'immaginazione e che alla fine sa includere e gettare ponti. Da soli si fa prima, ma assieme si fa molta più strada, è nelle corde dei veneti. Tant'è vero che il movimento della cooperazione in generale in Veneto è molto radicato. Un altro messaggio molto importante è che lo si fa insieme tra le varie amministrazioni, tra le varie strutture, e un cammino fatto insieme è sicuramente un cammino migliore. È la Padova della libertà intellettuale, quella che celebra gli 800 gloriosi anni della sua università, la prima veramente libera e cosmopolita. La Padova aristotelica di Galileo Galilei, della scienza e del metodo sperimentale, con le sue aule di medicina moderna, con il suo teatro anatomico, con la sua tradizione laica e innovatrice. La Padova Urbs Picta del Palazzo della Ragione, quel tribunale eretto nel 200 per amministrare la giustizia e per esercitare il diritto, con la sua maestosità, la magnificenza delle decorazioni, il gusto per il bello e la meraviglia. La Padova infine del fermento accademico e studentesco, delle lotte carbonare in quel salotto libero per tutti e a tutte le ore, dove tenere riunioni, sorseggiare caffè e decidere la storia. Mutatis mutandis, siamo qui a Padova, in quel Veneto dove nel 1883 nacque l'esperienza della cooperazione di credito italiana. Penso che questo tandem con le istituzioni, ma anche con tutto quello che è poi questo fermento del territorio, questo fermento sociale ci sia, ma è già di fatto reale, per cui sarebbe bello pensare a misurare bene il bilancio sociale delle banche di credito cooperativo, ma magari cercando anche di focalizzare le diverse iniziative e plasticamente capire anche cosa significhi l'intervento delle banche di credito cooperativo nel territorio veneto, perché penso che molti non abbiano dimensione di quello che avete fatto in tutti questi anni. Beh, noi certamente continuiamo con imprese, in particolare le microimprese, le piccole e medie imprese, l'indotto che hanno queste imprese, turismo, perché il turismo è crescente sempre di più in questa regione, certamente tutto il mondo che sta uscendo degli anziani soli, si sta sviluppando una silver economy proprio per come dire, cercare di risolvere questo problema che abbiamo, non solo anziani soli ma anziani sempre più in difficoltà, e quindi se nasce anche un'economia che ha il suo equilibrio in questo, noi ci siamo, insomma credo che confermiamo con questo ruolo del credito cooperativo di banca vicino alla gente, che è come siamo da più di 140 anni. Il credito cooperativo in Veneto riparte da qui dopo anni difficili. Volta pagina, prende consapevolezza e riparte con nuove prospettive, traccia nuove traiettorie di crescita e sviluppo, uno sviluppo sostenibile e coerente con i propri valori, e lo fa con gli interlocutori del territorio, presidenti, amministratori, dirigenti e collaboratori, ma anche con ospiti che parlano di concetti lontani dalla finanza, concetti però che aiutano a trovare una bussola alternativa, a rinfrancare i pilastri della diversità, a dare sostanza ad una realtà che di fatto conferma le banche di credito cooperativo per vocazione banche differenti. Credo che attraverso le banche si possa fare una vera azione di cura. La parola per me rivelatrice è cura, cioè le banche devono prendersi cura di qualcosa, non solo lavorare nella razionalità del loro impegno, ma la cura, questo che è un di più, che è un eccesso, che è uno se vogliamo uno spreco, uno scialo, però è la cura reciproca che sosterrà il futuro.
Ma la parola cooperativa tutto sommato è una bella parola, perché si tratta di cooperare in qualche modo e guardare anche la situazione territoriale, perché tante volte le banche nazionali ai territori non prestano tanta attenzione e soprattutto hanno in mente unicamente il profitto. Di solito le cooperative hanno in vista il territorio e quindi conoscono le loro esigenze e quindi la necessità di un eventuale aiuto e soccorso, e poi soprattutto il soggetto economico non è una persona che pensa solo al profitto, ma appunto alla cooperazione. Quindi tutto sommato non è un male che ci si riunisca per riflettere. La tecnica è la forma più alta di razionalità mai raggiunta dall'uomo e la sua formula è molto semplice: raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Questa razionalità ce l'ha anche il mercato, però il mercato ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. Se questo modo di pensare diventa il modo di pensare interiorizzato da ciascuno di noi diventiamo funzionari di apparati tecnici e la nostra identità non dirà più chi siamo, ma dirà a cosa serviamo. Quindi diventiamo a nostra volta, noi uomini, mezzi di produzione e di profitto. Qui l'uomo a questo punto esce dalla storia. Il nuovo umanesimo è un rapporto completamente diverso, dove al centro non sono più io con le mie esigenze o le mie necessità, ma al centro è la necessità di una relazione armoniosa con tutto ciò che vive. Direi la sostanza è questa. Quindi non più l'antropocentrismo, ma porre al centro la rete che tutti ci tiene insieme in una unità. Sono grandi le sfide del credito cooperativo guardando al futuro, per essere al fianco del territorio, delle famiglie, ma anche dell'impresa moderna, innovativa e resiliente, che deve cambiare i propri parametri gestionali per imparare a misurare non solo i profitti e la crescita, ma anche la sua capacità di essere rispettosa dell'ambiente. Sostenibilità dunque come sviluppo durevole, come parametro che includa ricerca e un patto generazionale con i giovani. Noi siamo tutti contenti di questo scorcio di stagione che ci fa stare in giro, le ottobrate romane eccetera, ma non è normale. Questo grande anticiclone che si è posizionato ormai da mesi sul nostro continente, in particolare sull'Italia, rende tutto molto complicato e fa sentire bene che cosa significa il cambiamento climatico, perché non è più un giorno di sole, un'ondata di calore, è persistentemente giorni, settimane e settimane di questo tipo di tempo, quindi significa molto caldo, molta siccità, ma la cosa più forse inquietante è che rischiamo di non ricordare questo come l'anno più caldo e più secco di quelli passati, ma come il più fresco e il più umido di quelli futuri. Dovremo attrezzarci in quale modo? Beh, prima di tutto culturalmente, perché se non ci attrezziamo culturalmente, cioè se non si pensa che sia possibile uscire dai combustibili fossili, è inutile che discutiamo, perché tanto siamo legati proprio a questo impaccio, no? Ci hanno portato tanto benessere, però erano un po' come un cavallo di Troia, ce lo siamo tirati dentro casa e ora non si sa più come farlo uscire. E bisognerà invece cambiare prima di tutto culturalmente e poi di conseguenza anche tecnologicamente, ma direi che la tecnologia discende a cascata dalla scelta culturale, non il contrario come invece qualche volta si tende a pensare. Quindi la prima cosa da fare è immaginare che un mondo senza combustibili fossili è possibile. Non so, ci sono paesi piccoli come il Portogallo e la Grecia che già puntano al 100% di rinnovabili. L'Italia in una giornata come questa, se c'è vento, farà 40, 50, 60, riesce a fare anche di più in percentuale di rinnovabili, dunque è possibile, ma il fatto che sono un po' intermittenti, no? Le rinnovabili hanno dei picchi, ormai non è più un problema, insomma si può ovviare a questo con sistemi di accumulo, di storage come si dice, sofisticati e fatti con materiale che può essere riciclato almeno in parte, quindi diciamo la prima cosa è questa comprensione del fenomeno, poi ognuno di noi può fare qualcosa, no? Insomma, la metà degli italiani vive in abitazioni singole, no? Unifamiliari, bifamiliari, villette diciamo. Ecco, lì se coibenti bene casa, allora la scelta delle rinnovabili ti porta a essere quasi indipendente. Puoi non dipendere più dalla rete, insomma, sulla tua bolletta comparirà solo il canone per il possesso dell'apparecchio televisivo e basta. Certo, nei grandi condomini in città come Milano e Roma questo è più complicato, però già
i consumi domestici sono circa un terzo dei consumi generali, dunque può intervenire. Poi bisognerà spostarsi in un altro modo, ecco, non ci si può più muovere con le vetture a combustione, motori endotermici, quelli non sono più, sono una roba molto poco efficiente. A noi è piaciuta la vettura, no? La libertà dell'automobile, eccetera, però di fatto è un termosifone con le ruote. Oggi abbiamo parlato del contesto europeo, delle sfide, ma qual è la vera sfida per l'Italia? Crescere è fondamentale, abbiamo uno strumento nuovo che non avevamo fino ad ora che si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è fatto di investimenti e di riforme ed è fondamentale fare entrambi. E poi abbiamo il vincolo del debito, bisogna ridurlo, metterlo su una traiettoria decrescente perché questo ci servirà anche a sederci al tavolo europeo e far sentire la nostra voce. In Europa si sta cambiando la governance, ci sono le nuove regole di bilancio, bisogna completare l'unione bancaria, bisogna approvare il meccanismo europeo di stabilità, è fondamentale far sentire la voce dell'Italia. Quale ruolo possono avere le banche di credito cooperativo in questo scenario? Un ruolo fondamentale perché questo serve a far sì che questa ripresa che c'è stata e ora purtroppo rallentata dalla crisi energetica possa diventare una crescita duratura, sostenibile e soprattutto inclusiva. Un piccolo consiglio, un piccolo suggerimento per il nuovo governo? Fare presto, fare bene e ricomporre la spesa. Noi abbiamo una spesa pubblica estremamente sbilanciata e dobbiamo mettere invece le risorse che ahimè sono scarse e limitate lì dove servono, ossia giovani e famiglie. Che ruolo possono avere le banche di credito cooperativo in questa transizione? Cioè i cattivi, perché i banche di credito cooperativo, no, allora speriamo che non ci sia. I cattivi che cosa fanno? Danno i soldi sbagliati. Sì, sempre date i soldi al petrolio, all'olio e al gas, hanno fatto sempre questo, al carbone e al gas. Ora però le grandi banche di finanziamento internazionali, quelle stanno cambiando, non li danno più i denari ai combustibili fossili perché li vedono andare a sbattere contro un muro. Quindi il ruolo è orientare diciamo così, il risparmio e l'investimento anche evidentemente verso quelle forme che saranno il futuro. È inutile che pensiamo a qualcosa da qui a un anno, pensiamo a qualcosa da qui a un po' di più e quel qualcosa è sicuramente le rinnovabili. È molto difficile non investire in asset che non abbiano dentro i combustibili fossili, ce l'hanno quasi tutti, però sono sempre di meno rispetto soltanto anche a 10 anni fa o a 20 anni fa. Quindi una banca che vuole, diciamo, essere sociale, questo ce l'ha come un dovere, perché è un dovere verso le generazioni future. È inutile che ci mettiamo a mettere denari in una roba che procura grandi profitti sull'immediato, ma un disastro sul medio e lungo termine. Noi a Bruxelles portiamo avanti un discorso di sensibilizzazione nei confronti di un modello bancario che è molto specifico dei nostri territori e che a volte non viene adeguatamente riconosciuto a livello europeo, non viene proprio conosciuto e quindi noi quello che dobbiamo fare è far sapere, far conoscere le specificità di un modello che ha funzionato e sta funzionando bene perché aiuta l'economia reale, che è quello che tutte le banche dovrebbero fare, perché ha delle finalità che sanno unire la parte dell'economia con la parte della solidarietà, con i fini mutualistici, quindi è una realtà estremamente interessante, soprattutto oggi in periodo di crisi, che può dare un contributo essenziale alla ripresa economica e al sostegno alle imprese. Quindi proprio in questi mesi noi stiamo rivedendo delle normative per integrare degli standard internazionali nel sistema di regolamentazione bancaria, ecco, cercare di far sì che all'interno di uno schema di regole che ovviamente deve essere armonizzato, omogeneo a livello europeo, ma che ci possano essere, come dire, dei margini di riguardo, di attenzione per questa specificità, per far sì che un sistema di regole si possa adattare e possa diventare davvero non una penalizzazione, un qualcosa che grava sulle spalle e appesantisce le banche, ma un qualcosa che gli lascia lo spazio per poter continuare a fare il lavoro di sostegno all'economia reale che hanno fatto fino ad oggi. Con la riforma dei gruppi bancari noi rispondiamo ai gruppi e i gruppi per la rilevanza che hanno assunto dipendono dalla Banca Centrale Europea, quindi
Le regole che valgono per i grandi gruppi bancari internazionali riguardano anche il credito cooperativo. Quello che si tenta di fare è un po' di disaccoppiare la regola che riguarda il gruppo dalle regole che riguardano le singole BCC, perché c'è il rischio che una piccolissima banca di credito cooperativo si trovi travolta da un'enormità di adempienze, no? C'è un'iniziativa in corso, molte regioni italiane si stanno mobilitando, anche il Veneto assumerà questa iniziativa e quindi nella conferenza delle regioni verrà presentata questa mozione che però poi verrà successivamente portata in Europa con l'obiettivo proprio di arrivare a questo disaccoppiamento, insomma, dell'applicazione delle regole tra il gruppo e le singole banche di credito cooperativo. È questo il Veneto che verrà, quello forte della sua rete di imprese piccole e medie, dove lo spirito imprenditoriale è diffuso e la capacità di innovare è innata, dove il volontariato è una risorsa preziosa, dove l'associazionismo è fortemente legato alla struttura sociale della regione. Noi abbiamo un modello del distretto industriale diffuso, piccole e medie imprese, molta flessibilità, questo l'abbiamo visto nelle crisi, le nostre imprese sono molto flessibili, molta ricerca applicata, lo facciamo con l'università, ma a cascata tutti gli imprenditori comunque hanno in testa l'innovazione e l'80% delle nostre imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi il modello è questo. Noi se lì non interveniamo a tenere in vita questo modello e aiutare soprattutto i giovani, e i giovani vanno aiutati, ma noi abbiamo un vantaggio in più. Questo territorio è un laboratorio ideale per far nascere qualsiasi impresa. Se tu qui c'è un'idea, per quanto fantascientifica sia, trovi tutti su fornitori, tutto, ma lo trovi nell'ultimo miglio attorno a casa tua. Quindi i giovani vanno aiutati, perché l'economia di oggi è frutto del lavoro dei giovani di ieri. Questo lo dobbiamo riconoscere. Andiamole a vedere le storie dei nostri imprenditori.